Raccolta differenziata, servizio regolare a Pasquetta, ma i mastelli vanno esposti la sera precedente, dunque lunedì prossimo, 1° aprile, ad Agrigento, giorno di Pasquetta, non ci saranno variazioni sul normale ritiro dei rifiuti. Le ditte Iseda e SEA garantiranno i servizi previsti dal calendario del conferimento dei rifiuti differenziati. Lo hanno comunicato le due imprese che in una nota affermano che lunedì il porta a porta riguarderà la raccolta della frazione organica umido più la raccolta dei pannolini e del cartone per le utenze non domestiche, così come previsto dal calendario. Il servizio sarà effettuato a partire dalle 5 del mattino, ma i mastelli dovranno essere esposti la sera del 31 marzo. Per quanto riguarda le isole ecologiche mobili, è stata disposta la sospensione del servizio per venerdì 29 marzo per quella del villaggio Peruzzo e per lunedì 1 aprile per quella di Piazzali Ugo La Malfa.